c'è un'emergenza climatica che la politica non vuole affrontare perché c'è un'ipocrisia inaccettabile di chi si dice ambientalista ma il giorno dopo cementifica le aree agricole. E in questa regione, nel Veneto, c'è una grandissima emergenza ambientale che va assolutamente affrontata. Pensiamo alla inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Venezia, le strade del veleno, questo affare malavitoso fatto dalla mafia che ha impastato nell'asfalto, nei conglomerati di calcestruzzo, rifiuti altamente tossici ai danni della salute dei cittadini, o per non pensare alla questione legata ai FAS che ha inquinato le falde, le acque superficiali, ma anche il sangue dei cittadini veneti. Portare in Europa queste e molte altre problematiche è l'obiettivo di Europa Verde, che oggi a Mestre ha presentato i suoi 15 candidati. Voglio portare un contributo all'azione di accentramento dell'attenzione sul tema dei cambiamenti climatici. È una vera emergenza, non dimentichiamo che addirittura il Parlamento inglese ha votato una mozione con la quale appunto si dichiara l'emergenza climatica e l'emergenza ambientale, quindi bisogna che questo sia assolutamente una priorità nella politica europea ma anche nella politica italiana. Tra i candidati anche una veneziana originaria di Padova. Vorrei portare in Europa una sensibilità particolare verso le madri, le problematiche delle famiglie che come sappiamo sono enormi in questo periodo, e vorrei portare in Europa una sensibilità particolare all'educazione, in particolare all'educazione in natura. Rispettando la nostra natura rispettiamo l'altro, il nostro ambiente, ma impariamo a rispettare anche gli altri.